Incredibile tragedia a Gorizia, un bimbo di 12 anni precipita per 30 metri in un pozzo, in un parco, il piccolo trovato morto, comunità sconvolta. Giallo a Portogruaro, una 59enne trovata morta nella propria abitazione Ater, l'allarme scattato da alcuni vicini che hanno visto uscire del fumo dalla casa, indagini in corso, la donna presentava contusione alla testa. In poche ore 2 tragici incidenti stradali con vittime motociclisti. A Sandona di Piave muore un 32enne di Caorle, nel Vicentino perde la vita un 38enne di Asolo. È morto Dino De Poli, lo storico presidente di Fondazione Cassamarca che aveva lasciato la sua creatura nel 2018 dopo 26 anni alla guida. Treviso perde uno dei personaggi più importanti della sua storia recente. Mentre scatta l'allerta temporale in tutto il Veneto per le prossime ore, a Schio si contano i danni dopo la bomba d'acqua di ieri sera, almeno 1 milione di euro. Autostrada, pronto il piano di CAV per l'esodo estivo in quest'anno particolare segnato dal Covid-19, intanto per il weekend scatta il bollino rosso. Rinviata al 2021 la Padova Marathon, ma il 20 settembre si correrà comunque la prima edizione virtuale. I runners potranno correre in solitaria e inserire il risultato in un portale internet. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. L'informazione dal Veneto e dalla provincia e da tutta la regione, da tutte le province del Veneto, ma non solo, lo vedremo fra poco perché la cronaca ci porterà subito a Gorizia. Prima però, come sempre, uno sguardo al bollettino dell'azienda Zero sull'emergenza coronavirus. Non è ancora giunto il bollettino serale, quello diciamo pomeridiano, con gli ultimissimi aggiornamenti. Resta dunque il bollettino della mattina con i risultati della notte che torniamo a rileggervi per darvi conto della situazione, con i 30 casi positivi in più nella notte. Spiccano quei 13 casi positivi in più nella zona di Venezia e più 11 a Padova. Faremo un focus su Padova fra pochissimo. Salgono così a 19.707 i casi positivi dall'inizio dell'emergenza, poi ci sono i casi attualmente positivi 643, 2057 restano le vittime decedute in ospedale oppure nelle comunità, nelle case di riposo dall'inizio dell'emergenza, 17.007 i negativizzati, non ci sono decessi almeno nel computo del bollettino della mattina, in attesa, come dicevamo, di darvi conto di quello che è l'ultimissimo aggiornamento dei contagi della giornata di oggi, insomma nell'arco delle 24 ore. Si ha a che fare sempre con i microfocolai e vedremo fra poco come si continua a monitorare questa situazione. Intanto però la cronaca ci impone, lo dicevo prima, di uscire per un attimo dai confini regionali per spostarsi nel vicino Friuli Venezia Giulia e parlare di una incredibile, assurda tragedia che ha sconvolto la comunità di Gorizia, la tragedia di un bimbo di 12 anni trovato morto nel fondo di un pozzo dopo esservi precipitato per 30 metri. Aveva solo 12 anni, stava giocando con gli amici del centro estivo qui nel parco Coronini di Gorizia quando è caduto in un pozzo profondo 30 metri. È morto così il piccolo Stefano Borghese, primogenito di una famiglia molto conosciuta a Gorizia. La dinamica dell'assurda tragedia è ora al vaglio della procura isontina che ha disposto il sequestro dell'area. Le indagini procedono da parte della locale questura, ma una prima ricostruzione è già trapelata e nella sua drammatica semplicità è molto probabilmente quella più fedele alla verità dei fatti. Come disposto dai salesiani, organizzatori del centro estivo, secondo le norme anti-Covid, Stefano era in un gruppetto di 7 bambini. Stava partecipando a un centro estivo organizzato qui proprio all'interno del parco Coronini, del bellissimo parco goriziano. Stava facendo delle attività di orienteering quando, per prendere una mappa di questa attività, sia salito sul pozzo, sulla copertura, e la copertura abbia ceduto. La copertura avrebbe dunque ceduto, ma è anche possibile che sia stata rimossa, forse dagli stessi ragazzini. Era infatti fissata in maniera stabile con 4 giunti e proprio di recente era stata oggetto di controlli, come ha confermato il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, che è anche il presidente della fondazione che gestisce il parco, giunto immediatamente sul posto insieme agli assessori Ceretta e Romano. Immediati anche i soccorsi, vigili del fuoco, polizia, carabinieri, personale sanitario del 118, che purtroppo non hanno potuto fare nulla per lo sfortunato bambino. Precipitato
precipitato per circa 30 metri, Stefano è stato recuperato dal fondo del pozzo, che non aveva neppure acqua ad attutire la caduta. Sono arrivati anche i genitori di Stefano, che hanno un altro figlio di poco più piccolo e che sono stati subito accompagnati in una stanza della villa dove è stato adagiato il corpo del dodicenne prima di essere trasferito in obitorio. La famiglia di Stefano Borghese si è distinta in passato per l'impegno nel mondo dell'associazionismo e dello sport goriziano. Il nonno paterno, Mario, ha ricoperto ruoli di vertice nell'ambito della federazione di softball e anche nel CONI provinciale. Sul posto anche il medico legale che ha condotto l'ispezione esterna della salma e la polizia scientifica che dovrà contribuire a far luce su una tragedia assurda. E dunque un'inchiesta aperta, evidentemente la ricostruzione è quella che avete sentito da Laura Bucalera della redazione di Tele4. È invece ancora tutta da ricostruire la vicenda di una donna di 59 anni, e torniamo in Veneto, seguita dal SERT per problemi legati all'alcolismo, trovata morta oggi nella propria abitazione all'interno di un complesso Ater a Portogruaro. Secondo una prima ricostruzione l'allarme è scattato da alcuni vicini che hanno visto uscire del fumo dall'appartamento. I vigili del fuoco sono entrati nell'alloggio con l'autoscala, hanno trovato il corpo ormai esanime della donna con evidenti segni di una forte contusione in testa. La donna è stata vista l'ultima volta ieri sera in compagnia di alcuni amici, interrogati in queste ore dai carabinieri. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi. Tra le cause del trauma anche un possibile incidente domestico occorso mentre la donna aveva lasciato un pentolino sul fuoco. È stato proprio questo a provocare poi la nuvola di fumo che ha allarmato i vicini. Le indagini sono a cura della Procura della Repubblica di Pordenone, oltre alla relazione del medico legale che ha constatato il decesso, possibile che venga evidentemente disposta l'autopsia. Tutti poi i dettagli su questa vicenda nel telegiornale di Venezia dopo il telegiornale del Veneto. Ancora la cronaca ci parla anche di due tragedie della strada con vittime, 2 centauri, 2 motociclisti in poche ore nel Veneto, una di queste a San Donà di Piave. Questa la traiettoria di morte percorsa dalla moto di Federico Battistutta, 32 anni di Caorle. Per lui nessuno scampo dopo essere caduto violentemente a terra. I segni sull'asfalto parlano di un'uscita di strada autonoma, anche se sul caso sta indagando la Procura di Venezia con la Polizia Locale di San Donà, che per tutta la mattinata ha effettuato i rilievi di legge, circoscrivendo l'area e deviando il traffico. Sono le 7:30, Federico sta percorrendo la bretella che da San Donà porta al casello di Noventa. Si trova all'altezza del cavalcavia di Via Martiri delle Foibe, nella frazione di Grassaga, quando perde il controllo della moto. Sempre i segni a terra parlano di una prima uscita di strada, poi uno scarto di qualche metro e la caduta fatale. Quando i sanitari poco dopo arriveranno sul posto, per il giovane che avrebbe compiuto 33 anni ad agosto non c'era già più nulla da fare. Un malore, un colpo di sonno, ma si ipotizza anche un guasto al motore, non si esclude nulla. Le indagini sono ancora in corso, per cui sono stati anche sentiti dei soggetti che pare che possano essere stati testimoni dell'incidente, quindi bisogna lasciare che facciano il lavoro di indagine per poi chiarire il quadro. E tra le testimonianze c'è chi riferisce che la moto procedesse con un'andatura normale. Ho sentito dei testimoni che parlavano che hanno superato il ragazzo verso le 7:30 di questa mattina, ma hanno semplicemente detto che stava andando per la sua strada, non stava neanche correndo. E dopo un'oretta hanno sentito che sono ripassati e hanno visto che era successo l'incidente. Federico viveva con i genitori e il fratello maggiore Stefano, a ottava presa, magazziniere di professione, aveva anche una sorella Sonia, ma a piangerlo è un'intera comunità. Un grave dramma sicuramente per il papà Franco, per la mamma Renata e per i fratelli, ma un grave dramma anche per la nostra comunità di Caorle. Perdiamo una persona di giovane età, un ragazzo, e quindi veramente in questo momento ci sono sempre poche parole. L'amministrazione comunale come sempre è molto vicina alla famiglia. Sullo stesso tratto, Via Martiri delle Foibe, nel dicembre scorso persero la vita 3 giovani poco più che ventenni, una strada maledetta dove si continua a morire. E poi l'altra vittima, l'altro centauro vittima della strada di oggi è un 38enne di Asolo nel Trevigiano, ma la tragedia è avvenuta nel Vicentino.
Sangue sulle strade, ennesimo incidente mortale questa volta accaduto in territorio comunale di Pozzoleone lungo via Bassanese in località Friola. A perdere la vita ancora un motociclista, Diego Dalla Rosa, 38 anni, di Asolo. L'uomo proveniva da Bassano quando in fase di sorpasso, complice l'alta velocità, non si è accorto che l'auto che lo precedeva, una Jeep Renegade guidata da una donna di 40 anni, stava svoltando a sinistra per accedere nel cortile di una ditta. Un impatto tremendo, il Centauro è stato sbalzato dalla sella finendo addosso al parapetto della recinzione dell'attività. La moto, vedete dalle immagini, è schizzata nel parcheggio dell'azienda. Subito è stato dato l'allarme, ma per il 38enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto i sanitari del SUEM 118 e per i rilievi i carabinieri di Tiene. Un rettilineo maledetto, solo qualche tempo fa aveva perso la vita una 55enne travolta e uccisa da un'automobile. Torniamo allora alla vicenda coronavirus, all'emergenza coronavirus e andiamo a Padova. Padova resta una delle province più monitorate in Veneto, anche perché sono 6 i cluster, i cosiddetti focolai attivi. 200 positivi più 11 casi, 333 persone in isolamento domiciliare, 20 ricoverati in ospedale, uno dei quali in terapia intensiva. Vivono tra Padova e provincia quasi un terzo dei positivi al coronavirus di tutta la regione, con 6 cluster attivi e un caso di bambino positivo a un centro estivo organizzato nel quartiere cittadino dell'Arcella. Sorvegliato speciale l'ultimo in ordine di tempo, quello della sede di Limena della SDA, società di distribuzione di poste italiane. Lo stabilimento è chiuso. Qui i positivi sono 18. Continuano intanto anche i tamponi dopo i contagi legati alla cerimonia funebre svoltasi al Parco Fenice di Padova. 200 le persone presenti appartenenti alla comunità camerunense, una trentina i positivi. Un cluster cui si legano i 2 nuovi focolai sotto controllo in 2 case di riposo, la Bonora di Campo San Piero e a Padova l'istituto IRA Altavita, dove ci sono contagi tra gli operatori e tra gli ospiti. Circoscritto il focolaio nell'azienda di distribuzione di libri scolastici nelle zone industriali di Padova, continuano invece le indagini per isolare i potenziali positivi al MAP di Padova, dove il numero resta di poco superiore alla decina dopo oltre 400 tamponi effettuati. E c'è un aggiornamento perché i nuovi contagiati in queste ore sono saliti a 13. Si tratta di 10 lavoratori del magazzino di Poste Italiane SDA di Limena. Un caso in più è relativo al cluster del mercato ortofrutticolo di Padova, di cui si parlava poco fa. 2 infine sono riferibili al funerale del 4 luglio al Parco Fenice. Quindi 13 i nuovi contagiati nella zona, nella provincia di Padova. Adesso invece a Treviso. A Treviso con la morte dello storico presidente di Fondazione Cassamarca Dino De Poli alla guida dell'ente per 26 anni, Treviso perde un personaggio importante che ha cambiato il volto della città. Quella mano alzata è l'auto che lo accompagna fuori da Caspineda. Resterà questa, fine 2018, l'ultima immagine simbolo di Dino De Poli, il suo addio a Fondazione Cassamarca. Poi solo rare, fugaci apparizioni fino alla notizia rimbalzata di prima mattina. La morte nella notte di uno dei protagonisti assoluti per decenni di Treviso. Ammirato e discusso. Avrebbe compiuto 91 anni fra un mese lo storico ex presidente di Fondazione Cassamarca, guidata per 26 anni, con un piglio riassunto spesso così. Abbiamo detto, lo facciamo. Ma il nastro della memoria, riavvolgendosi, parla anche di molto altro. Una vita tra la professione di avvocato e l'impegno politico nella Democrazia Cristiana, culminato con l'elezione alla Camera dei Deputati nel 1968. Leader della parte più a sinistra della DC Veneta per tanti anni. Nel 1987 presidente della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana e poi l'inizio dell'avventura più nota, la guida di Fondazione Cassamarca. È il 1992. La vita si sposta, si muove. La vita è novità, è movimento, il futuro è là. Vulcanico, diretto, senza peli sulla lingua, padre e padrone di Caspineda, il cui patrimonio e introiti, allora abbondanti, consentono di cambiare il volto della città. L'arrivo dell'università, la trasformazione di Ca' dei Carraresi diventata centro nevralgico della cultura con le mostre di Goldin, il recupero di San Leonardo, dei teatri, l'intuizione del quartiere latino, fino alla sua creatura più nota e anche più contestata, il progetto Appiani, difeso con le unghie e con i denti nella sua idea di città. A Treviso come centro storico spetta una funzione importantissima di carattere storico, di tutela delle nostre tradizioni, delle nostre
delle realtà che nel passato abbiamo vissuto e che oggi vogliamo continuare anche nelle forme nuove. Occorre suscitare il discorso che l'area di Treviso è preziosa, il centro storico è prezioso. Anni di contrasti anche forti con le istituzioni amministrative e politiche, di affondi duri e di repliche altrettanto dure. Finché la crisi finanziaria ed economica colpisce anche Caspineda e il buco delle risorse di fondazione si allarga. Un rosso pesante che fa alzare i toni della tensione. Rispondeva così a chi gli chiedeva all'inizio del problema come ripianare i debiti. Oh, per carità, non lo so! Ecco, invece di dire che lo so, dico non lo so. La domanda è impertinente. Chiedo scusa prima, ma l'urlo veniva dal cuore. Fino all'epilogo, quando gli stessi organi di Caspineda si rivoltano contro la gestione definita faraonica e monarchica di Fondazione Cassamarca. La dieta di spese ed emolumenti, i tagli, l'addio nel 2018. Epilogo amaro, ma oggi, in ogni caso, anche i detrattori concordano. Forse l'ultimo grande personaggio ad aver avuto una visione futura della città. Andiamo avanti per il meglio, perché il meglio non è mai ancora raggiunto. Grazie. Ovviamente il cordoglio di tutta la città di Treviso e della comunità trevigiana, tra i primi a ricordare la figura di De Poli, il governatore del Veneto, Luca Zaia. È una brutta notizia e devo dire che comunque ho sempre avuto un buon rapporto anche nel confronto con lui. C'è da dire che ha dato vita a una stagione di un vero rinascimento per la nostra comunità trevigiana. Addio all'uomo dell'umanesimo latino. Il governatore Zaia affida a questa definizione, ripresa dalle stesse parole di De Poli, il suo addio personale a un nome e un volto che hanno fatto crescere Treviso. Se ne va una figura, cardine, che ha scritto una pagina di storia di questa comunità. È una pagina importante, una pagina che ci ha visti tutti peraltro come protagonisti, visto e considerato che sono stati gli anni cruciali del cambiamento della città di Treviso e della provincia. Gli va riconosciuto di aver investito sul polo universitario e sul recupero dei siti culturali, continua Zaia. De Poli ha scritto una pagina fondamentale per quel che riguarda la formazione accademica, ma anche per tutto il settore della cultura. Basti ricordare il tema del Teatro Eden e del Teatro Comunale, restaurati dalla Fondazione sotto la sua guida. E nel mandare un messaggio di cordoglio alla famiglia, il governatore ricorda anche il suo rapporto con De Poli, fatto pure di forti contrasti, ma sempre con rispetto. Un dialogo franco, ovviamente con due persone, c'è il sottoscritto e lui assolutamente di carattere, però si sono fatte anche grandi cose. Sicuramente lui è sempre stata una persona molto attenta a quello che è il recupero storico di molti edifici, di molte realtà, ma anche identitario. Penso agli interventi sui quali si è confrontato spesso, ad esempio rispetto a quello che era il settore dell'agroalimentare trevigiano. Dal governatore Luca Zaia a uno dei suoi avversari alle regionali 2020 di settembre, Arturo Lorenzoni, e parliamo ovviamente delle regionali, ma parliamo di Recovery Fund. Oggi ne ha parlato ed era ospite nella nostra edizione straordinaria insieme a ospite di Ferdinando Avarino. Arturo Lorenzoni, candidato del centro-sinistra, ha parlato di questo, degli effetti del Recovery Fund che potrebbe portare al Veneto 4 miliardi nei prossimi anni, e Lorenzoni dice: io ho già un piano in mente per usare questi 4 miliardi. Sanità e scuole, in particolare la sicurezza sismica, ancora un sogno in molti edifici che ospitano i ragazzi veneti. Sono questi alcuni dei settori in cui il candidato presidente Arturo Lorenzoni, il Veneto che vogliamo è parte del centro-sinistra a sostenere la sua corsa, immagina di investire i fondi destinati alla regione dal Recovery Fund. Degli oltre 200 miliardi in arrivo in Italia dall'Unione Europea, 4 potrebbero essere destinati al Veneto e la regione deve essere pronta. Quando mai il Veneto ha visto un ingresso di 4 miliardi gratis, più il resto attraverso i meccanismi di restituzione? Cioè il presidente del Veneto del prossimo quinquennio si candida a gestire un flusso di denaro di una decina di miliardi extra rispetto al budget. È un'occasione storica per sistemare le magagne che abbiamo e per rilanciare la nostra economia, ma ci vuole una visione lucida. Non dobbiamo gestire,
Dobbiamo avere un programma chiaro. Io sto preparando i punti. Dobbiamo andare da Conte e dire queste sono le modalità di utilizzo della Regione Veneto e guarda che siamo arrivati per primi, per cui tiene conto nella ripartizione. Insomma, il Veneto deve farsi trovare pronto e deve cercare di essere la prima regione italiana ad esserlo, secondo la visione di Lorenzoni, che sulla grande occasione rappresentata dalle Olimpiadi di Cortina chiarisce: non sono contrario. Le Olimpiadi sono un'opportunità per il territorio e tale devono rimanere, ma dobbiamo dialogare con chi il territorio lo vive ogni giorno, no? Se caliamo i progetti diventa difficile, ma io penso che sia la buona occasione per migliorare le cose e avere delle modalità di intervento che siano più vicine alle persone. L'avvio di una campagna elettorale anomala per l'ex vice sindaco di Padova, città che in queste ore ha ridisegnato per volontà del sindaco Giordani il suo assetto amministrativo. Sergio Giordani ha agito con equilibrio e ha cercato anche nei vostri confronti? Ma io avevo dato delle indicazioni differenti a Sergio e ne ha tenuto conto solo parzialmente, ma questo non vuol dire che io abbia di che lamentarmi. Far parte di una maggioranza vuol dire portare un contributo, ma poi rispettare diciamo così, le scelte di chi ha la responsabilità di farle. Pochi istanti di pubblicità, poi ancora il telegiornale del Veneto. Rieccoci in studio di nuovo il telegiornale del Veneto per parlare di un Veneto al primo posto in Italia, però per una classifica certo che non fa piacere vedere, nella quale non fa piacere vedere il Veneto al primo posto. Parliamo del consumo di suolo in Italia nel 2019. Il consumo di suolo, cioè la copertura con cemento o asfalto in Italia, è avanzata di altri 57 km quadrati e nel rapporto ISPRA-SNPA, il consumo di suolo in Italia 2020 presentato oggi a Roma, la classifica diciamo delle regioni con più consumo di suolo vede il Veneto al primo posto con più 785 ettari di suolo diciamo coperto con cemento o asfalto. La regione appunto che nel 2019 ha consumato più suolo, anche se è sceso il dato rispetto al 2017 e al 2018. Il Veneto dunque è primo, seguito da Lombardia, Puglia, Sicilia ed Emilia-Romagna. Come sappiamo spesso il consumo di suolo è anche legato poi alle criticità idrogeologiche. A proposito di criticità idrogeologiche, il Centro Decentrato Funzionale della Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per criticità su tutto il territorio regionale dalle prossime ore fino alla mezzanotte di domani, con l'aumento di instabilità e della probabilità di rovesce temporali da locali a sparsi, inizialmente sulle zone montane e pedemontane e poi in successive parziale estensione anche al resto della pianura, specie in serate fino alle prime ore di giovedì. Dunque c'è un'allerta temporali fino alla mezzanotte di domani, mentre avete visto poi le immagini del bomba d'acqua di Schio. Si è fatta la conta dei danni oggi dopo la bomba d'acqua di ieri sera e la conta dei danni parla di oltre 1 milione di euro nella città e verrà appunto chiesta lo stato di calamità naturale. E poi c'è il traffico da tenere d'occhio, c'è il piano di CAV per questa estate 2020 particolare perché è l'estate del Covid, ma c'è già il bollino rosso per questo weekend. Si torna in vacanza e anche se l'esodo verso le località di villeggiatura sarà influenzato dall'emergenza epidemiologica, CAV è pronta. Sono 3 i weekend di esodo potenzialmente complessi, il 25 e 26 luglio, 1, 2, 8, 9 agosto. L'ultimo weekend di luglio è tradizionalmente riservato alle partenze, per questo CAV si attende la possibilità di traffico critico con rallentamenti in direzione Trieste-Venezia, soprattutto nel tratto di A4 tra Padova Est e il bivio con la A57 ad Arino. Bollino rosso dunque in carreggiata est già a partire da venerdì 24 luglio, specie al pomeriggio e poi per tutta sabato 25, giallo invece domenica 26 fino a lunedì 27 mattina. Nelle giornate di esodo il personale sarà presente in corrispondenza delle intersezioni A4 A57 e A4 A27 per predisporre eventuali deviazioni in caso di traffico intenso. Contemporaneamente gli ausiliari della viabilità saranno affiancati da personale di imprese qualificate per la segnalazione delle code e ci saranno presidi fissi con carri attrezzi adibiti al pronto soccorso meccanico, leggero o pesante che stazioneranno ai caselli di Spinea e Padova Est.
Le 96 porte disponibili nelle 7 stazioni autostradali gestite saranno presidiate nelle giornate in cui è prevista la maggior concentrazione di traffico e sarà garantita l'apertura di tutte le porte di uscita. L'informazione all'utenza verrà fornita dal centro operativo della società a Mestre, attivo 24 ore su 24, tramite pannelli a messaggio variabile, news via telefono e web, webcam accessibili dal sito internet della società e collegamenti radiofonici. Inoltre, proprio per l'impossibilità di prevedere con esattezza gli spostamenti quest'anno, CAV ha deciso di potenziare l'informazione sulla situazione del traffico nelle giornate più delicate. Grazie a sensori posizionati lungo la A4 e i movimenti registrati alla stazione autostradale di Villabona a Mestre sulla A57 si potrà comunicare la situazione reale del traffico e CAV lo farà nel corso della giornata di sabato, tradizionalmente dedicata alle partenze attraverso il proprio sito internet, note stampa e canali social. Sarà una Padova Marathon diversa quella del 2020, l'edizione ufficiale slitta 2021 quest'anno sarà una edizione virtuale causa Covid. Doveva essere la ripartenza dello sport, abbiamo dovuto prendere atto che non ci sono le condizioni di sicurezza per poterci trovare in 50.000 persone in Prato della Valle e quindi abbiamo purtroppo, dopo grande riflessione, abbiamo deciso che forse era meglio posticiparla. Nessuna festa di runners in Prato della Valle, la competizione si sposta nel mondo virtuale. Inedita versione per la Padova Marathon 2020 che dopo un primo rinvio da aprile al 20 settembre si correrà sulle strade di Padova e dei comuni coinvolti il 18 aprile 2021. E quindi come altre grandi maratone internazionali siamo costretti a spostarci nel 21. Però abbiamo pensato di studiare questa nuova formula che va un po' al passo dei tempi, lasciatemi dire, con questa virtual edition, di modo che ognuno potrà correre dove vorrà e come vorrà, con 4 distanze che sono 5, 10, 15, 20 e poi confluire tutto in una grande classifica virtuale e quindi ognuno si potrà comunque confrontare con la persona che può essere padovana o comunque di qualche altra parte d'Italia in questa classifica virtuale. Coglieranno fondi che verranno destinati al centro servizi volontariato. È un modo per mantenere viva questa idea della maratona che però dà l'appuntamento al 18 aprile del 2021 e quindi siamo fermamente convinti che finalmente ripartiremo. Le iscrizioni saranno possibili sul portale Endu o dal sito della Padova Marathon. Runners, appassionati e perché no famiglie sono invitati a correre con la pettorina e a partecipare alla competizione virtuale. Sullo sfondo le iniziative di solidarietà dell'edizione 2020 con i fondi delle iscrizioni destinati al CSV e grazie al canale Rete del Dono alle 24 charity sostenute dalla Padova Marathon. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Cambia un po' il tempo con l'arrivo di una perturbazione, dunque break temporalesco sul nord-est. Il dettaglio di giovedì 23 luglio. Sul Veneto al mattino si mantiene stabile e soleggiato, nel pomeriggio crescente variabilità con cielo a tratti nuvoloso e con rovesci sulle zone montane e pedemontane un po' meno probabili ma non da escludersi anche sulle pianure. Temperature stazionarie minime fino a 22 gradi, valori massimi compresi invece tra i 28 e i 33 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, inizialmente anche qui condizioni di bel tempo, col passare delle ore sarà via via più instabile con temporali sui monti e fin verso le pianure. Temperature minime tra 18 e 22 gradi, massime sui 27-30 gradi all'incirca. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, sole in mattinata, poi peggiora con precipitazioni possibili un po' dappertutto. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 31-32 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento sempre in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Ad accogliervi
sarà Conegliano.